questo punto è difficile dire qualcosa che non è stato detto, però io avevo pensato a un aspetto, a un pregio di questo dizionario che mi sembra fondamentale, cioè a come Umberto Galimberti ha risolto il compito della definizione, perché un dizionario è fatto per definire, ovviamente, ma le definizioni di solito chiudono le parole, le recintano, le fanno finire. Invece questo dizionario mette in movimento le parole, gli dà vita a partire dalle radici, e da queste radici, nel terreno in cui sono nate, le parole ramificano, si espandono e si toccano, si intrecciano in un rimando continuo che ha un'armonia che su 4.000 parole è difficile raggiungere. E quindi in questo modo, piuttosto che chiudere i significati, questo dizionario li apre all'esercizio del pensiero e a eventuali altre elaborazioni. Quindi fa pensare. E questo è il motivo, secondo me, per cui questo dizionario è molto di più di un dizionario, come già è stato detto. Naturalmente le definizioni precise, esatte, ci sono, anche molto rigorose. Però le parole non sono tutte uguali, quindi ci sono parole che hanno un campo di pertinenza ristretto e allora la definizione è lineare, e ci sono parole che, come Zamperini prima ha sottolineato, hanno una storia, hanno una plurivocità di significati, un'ambiguità semantica o, per usare un'espressione alla Galimberti, degli slittamenti, delle oscillazioni di senso che non permettono una definizione univoca, lineare. E allora, per curiosità, sono andata a vedermi come Galimberti definisce la parola definizione e dice: se l'ambito fa riferimento a significati artificiali come quelli della logica e della matematica, la definizione sarà una convenzione. Negli altri casi sarà l'indicazione dell'uso corrente del termine o della classe di oggetti a cui il termine fa riferimento, ma attenzione, con esibizione dei processi secondo i quali le classi vengono costruite. Ecco, questa definizione di definizione ci fa capire perché un dizionario così poteva scriverlo solo un filosofo esperto di diversi campi della psicologia, ma filosofo perché la filosofia non è un campo disciplinare, è più di tutti un atteggiamento e non solo del pensiero. E allora, dov'è qui la filosofia? Intanto in questa volontà di riflettere su ciò che si sta facendo, di darsi dei criteri, di rendersi conto dei criteri che guidano il nostro fare. E poi appunto la capacità di distinguere ciò che può ottenere una definizione formale invece da quelle parole che hanno bisogno di una ricerca sulla genesi del loro senso, che hanno bisogno della riattualizzazione dello stato nascente e dei processi appunto che le parole hanno attraversato, piene di sedimenti, di pensieri, di persone che hanno pensato queste parole, le hanno usate. Per fare qualche esempio, certo, alla voce potenziali evocati, zona neuroscienze, troviamo una definizione lineare, si legge onde elettriche registrate in aree corticali dopo una stimolazione periferica, eccetera. Alla voce paratimia, zona clinica,
si dice è un disturbo dell'affettività che si traduce in una risposta emotiva contraddittoria con la situazione, punto, poco più. Quando le parole invece hanno una storia antica e sono adoperate da angolazioni diverse, allora questa storia bisogna ripercorrerla e, se non si vuole ideologicamente, rimanere in uno stesso ambito di definizione, in una stessa univocità di definizione. E allora questo è il caso di parole più profonde, che hanno più spessore, più densità, come inconscio, come angoscia, come personalità, come coscienza, diagnosi, percezione. Alla voce percezione, per esempio, Galimberti dà una definizione da dizionario precisa, facendo riferimento agli organi di senso che ci mettono in contatto con l'ambiente, ma poi seguono 12 paragrafi e una bibliografia sconfinata, partendo dalla contrapposizione tra teorie empiriste e teorie trascendentaliste, quindi da Hume e da Kant, per attraversare poi tutta la psicofisiologia, la psicologia della Gestalt, la fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty e via via fino alla percezione nei contesti, alla percezione delle persone. Oppure, ovvio che a me interessava la voce diagnosi, e anche qui voi trovate un'indicazione precisa di tutti i manuali diagnostici e di come funzionano, ma poi trovate anche in apertura una pagina famosa di Jaspers, illuminante a mio parere, scelta con, insomma, anche il libro di Jaspers è bello grosso, ma ha scelto a questa voce di citare una pagina di Jaspers in cui Jaspers, con quel tono saggio e sempre misurato che ha, ci dice che la diagnosi serve sì per scopi funzionali, ma che non possiamo mai trovare le singole forme di malattia come troviamo le piante che ordiniamo in un erbario, e che in fondo, quando siamo di fronte a un paziente, tutti i nostri schemi si infrangono contro questa presenza. Troviamo sempre che c'è qualcosa che non va, qualcosa che non abbiamo detto tramite le parole della diagnosi. E allora ci dice che ci fa riflettere sul fatto che noi parliamo comunemente di diagnosi oggettiva, non solo in ambito psicopatologico, ma anche nell'ambito della personalità. E questa pagina di Jaspers, con la sua suggestione, ci fa capire che una diagnosi oggettiva non può esistere. Del resto, l'idea di una psicodiagnosi è un'idea abbastanza recente nella storia. Prima di non più di un secolo fa, prima che gli americani ideassero questa macchina dei test, seguendo una spinta alla scientificità naturalistica, nessuno pensava che la psiche che potesse essere misurata, potesse essere diagnosticata oggettivamente. E allora però Jaspers ci dice, va bene, serve per comunicare, serve per avere informazioni statistiche, però sappiamo che non stiamo conoscendo veramente la persona. Ecco, allora qui ci vuole uno sguardo aereo, da filosofo appunto, che non sosti dentro un campo ristretto, ma guardi dall'alto il panorama, per mostrare anche agli altri, a quelli che nei campi stretti ci rimangano, forse per diventare più bravi, per fare carriera. Però è importante che dall'alto, da altrove rispetto ai luoghi usuali del lavoro, come fa un filosofo normalmente, si indichi a chi dentro quei campi è rimasto che ci sono altre
possibilità di guardare i fenomeni che affronta, ci sono altri sguardi, altre possibilità. Ecco, di questo sguardo aereo secondo me la psicologia ha molto bisogno. Intanto perché siamo molto specializzati tutti e ognuno sa sempre più andiamo avanti e più le conoscenze che abbiamo sono limitate e specialistiche, sia poi perché questo campo è così vasto che, per usare ancora questa metafora scontata, facile, dell'albero, le ramificazioni di ognuno dei nostri settori di lavoro non conoscono più quelle che nascono dall'altra parte dell'albero, e quindi nessuno di noi sa, detto in parole povere, che cosa fa il vicino di stanza. Quindi uno sguardo aereo ci vuole, e il pregio del dizionario secondo me è proprio questo, perché si può pensare che un dizionario d'autore abbia dei limiti, visto che è scritto da una persona sola, ma se fossero state più persone, come è più solito nei dizionari enciclopedici o disciplinari, si rischiava di ripercorrere lo stesso frazionamento, la stessa suddivisione, la stessa incomunicabilità tra linguaggi. Invece qui i linguaggi sono rispettati attraverso le citazioni degli autori, come è stato detto, attraverso la bibliografia di pertinenza, ma c'è una cornice di senso che costringe ognuno di noi a posizionarsi dentro questo campo vasto che il filosofo può vedere da altrove, dall'alto. Prima lei parlava di ascesa, ascesi, no? Secondo me si può interpretare così. E quindi siamo costretti a posizionarci e a riconoscere che il nostro punto di vista non è l'unico. Un minuto solo per dire un altro pregio per cui il dizionario mette le parole in movimento, ed è un aspetto che a me personalmente sta molto a cuore, vedo qualche mio studente lo sa. Io proibisco di usare certe parole tipo genitorialità o altre, almeno con me, poi le usate fuori, perché Galimberti in mezzo a queste 4.000 parole non ha usato solo i termini tecnici, termini appartenenti alle singole discipline, ma ha messo anche delle parole del mondo della vita, quelle parole che Minkowski chiamava risonanti, quelle che ci mettono in comunicazione, che ci fanno capire. E allora trovate in questo dizionario non quelle parole, cioè queste parole del mondo della vita, le parole risonanti sono di solito accuratamente evitate dagli psicologi, per cui non si può dire che un bambino è vivace e dà fastidio, ma è un ADHD. Se io ho un pensiero che mi disturba, sono ego-distonico. Se, che ne so, il paziente non parla, è mutacico. Se si è stufato dello psicoterapeuta, è un drop-out, no? E non so perché si evita accuratamente di dire non viene più, no? Ecco. Allora, Galimberti in questo dizionario ha messo parole come solitudine, pianto, festa, carezza, guerra, felicità, modestia, perdono, riflessione. Queste parole che non sono del senso comune, sono le parole della vita, e qui dove non ha l'apparato bibliografico Galimberti ci fa vedere che cosa può fare un filosofo, cioè dire l'essenziale. Per esempio, quando parla della modestia dice che è la consapevolezza di sé che rifiuta il compiacimento per coscienza dei propri limiti. Sfido chiunque a dire che cos'è la modestia in un modo così sintetico e profondo. Oppure il timore non è una forma di fobia. Il timore si prova solo di fronte al sacro,
al mysterium, ecco lì cita Otto però, al mistero tremendo di cui parla Otto. E qui si scoprono delle cose nuove che la psicologia di solito non frequenta. Per finire vorrei dire come lui definisce la riflessione. Consapevolezza delle proprie modalità di conoscere. Si definisce riflessiva, aggiunge, quella condotta che prima di giudicare e di agire prende coscienza critica delle sue modalità di giudicare e di agire. Ecco, a questo compito riflessivo che è essenziale, a mio parere, alla psicologia, quest'opera dà uno strumento raro e, secondo me, decisivo, irrinunciabile.